Qui dove oggi c'è il Museo dei Navigli di Milano, una volta correva l'acqua. Queste rogge oggi sotterranee facevano parte di un grande sistema di canali che abbracciava tutta Milano. Proprio qui a Milano Leonardo inventò le porte vinciane che facilitano la gestione delle chiuse nelle conche di navigazione e contribuì a progettare il sistema dei Navigli, che oltre a rendere coltivabili e irrigabili le campagne del Pavese, 2 secoli dopo avrebbe collegato Milano con il Ticino e da qui con il Po e l'Adriatico. E non lontano dalla foce del Po troviamo un altro museo, quello di Cavendramin, dove sorge il primo grande impianto di bonifica dell'era industriale. Queste pompe in totale pescavano 11.000 litri al secondo. Sarebbero ancora totalmente funzionanti se non fosse che l'impianto originario, così come era stato pensato e creato, non è più nella posizione adatta. Non solo l'impianto, ma tutto il territorio circostante si è infatti abbassato di quasi 3 metri, costringendo a riprogettare o a spostare molte delle opere di bonifica. Ad un certo punto l'idrovora di Cavendramin non fu più in grado di sollevare le acque, fu quindi necessario spostare il punto di prelievo dell'acqua più in basso e quindi in questo modo siamo riusciti a garantire la bonifica a questo territorio di 12.000 ettari. Laggiù c'è il punto d'incontro fra terra e mare, che è il nuovo punto critico. Qui c'è la bocca che unisce la laguna con il mare. Cosa divide la laguna dal mare? C'è quello scanno che vede là in fondo. A seguito della subsidenza quello scanno si è abbassato. A questo punto se l'acqua salata invade la laguna perdiamo anche la laguna, quindi tutto il prodotto della laguna, le vongole, il pesce e la biodiversità che c'è in laguna. Dagli anni 40-50 ad oggi il territorio se ne è sceso di circa 3,5 metri a causa della subsidenza che per la maggior parte è stata dovuta all'estrazione del metano dal sottosuolo. Ricordiamoci che nel 51, dopo l'alluvione, 80.000 abitanti del Polesine abbandonarono definitivamente questo territorio. Un po' più a nord, anche alla foce dell'Adige ci sono problemi di subsidenza, ma la colpa in questo caso non è delle trivelle. Questo ponte è una strada provinciale degli anni 20, quindi il terreno arrivava al livello della strada. Si è abbassato di 2 metri, 2,5 metri, perché le torbe di queste antiche paludi si sono abbassate perché si mineralizzano, evaporano diventando anidride carbonica. Quindi il suolo è svanito per i primi 2 metri, 2,5 metri, 3 metri. Questi territori qua, circa 46.000 ettari delle province di Padova e di Venezia, scaricavano direttamente in laguna di Venezia tramite una botte sifone enorme che passa sotto il Bacchiglione, sotto il Berenta, costruita nel 1892. Passano sotto i fiumi per 200 metri e siamo stati costretti proprio a realizzare impianti idrovori nuovi proprio per far fronte all'incremento del numero delle alte maree che non ci permettevano di scaricare un territorio di 46.000 ettari che altrimenti sarebbe andato sotto acqua. Se le idrovore smettessero di funzionare, quanto ci mette ad allagarsi tutta questa zona? Se piove molto, diciamo pochi giorni. Noi abbiamo avuto negli ultimi, dal 2010 al 2014, in queste zone diversi allagamenti. L'ultima nel 2014, 18.000 ettari sono stati sott'acqua per una settimana. Vediamo come questo trattore in questo momento sta contribuendo all'evaporazione della torre. Sì, questi territori qua fino a un secolo fa erano anche questi palude, quindi buona parte della superficie è anche torbosa. Proprio la lavorazione, quindi le arature continue e portare la torba in superficie facilita e accelera l'abbassamento, praticamente evapora 2-3 cm all'anno. Bisognerebbe modificare proprio le attività colturali. Ecco un altro esempio di come la subsidenza ha costretto il consorzio di bonifica ad intervenire in serie. Dopo le prime idrovore piazzate nell'edificio di mattoni, fu necessario costruire queste 2 nuove pompe, 3 anzi qua fuori, e poi altre 2 pompe, qui ne vediamo una, che pescano ad un livello ancora più basso. E poi si vedono anche le 2 nature del lavoro, la doppia natura del lavoro di bonifica. Il canale irriguo in cemento che porta l'acqua dolce nei campi e sotto il canale di bonifica che in questo caso e in molti casi purtroppo in questo momento sta trasportando acqua salata. Il fenomeno del cuneo salino, la risalita di acqua di mare lungo le foci dei fiumi e nelle falde, è aggravata dalla scarsa portata dei fiumi. L'Adige ha toccato in questi giorni il minimo storico. Abbiamo la pompa che dovrebbe lavorare per 3/4 sott'acqua e invece attualmente la pompa appoggia sulla sabbia.
Se le bonifiche sono nate per allontanare le acque dolci dalla terra, oggi il nemico è dunque l'acqua salata, che si cerca di fermare con dighe sommerse come questa. Il cuneo salino negli anni 50-60 risaliva a 2, 3, 4 km rispetto alla foce dei fiumi. Negli anni 2000 è risalito di 30 km. Buongiorno, oggi una puntata speciale di Fuori TG, siamo qua in studio con Giorgio Galleano, il nostro inviato. Buongiorno, benvenuto. Come ti è venuta l'idea di ripercorrere tutti questi terreni bonificati? Ma noi eravamo stati l'anno scorso ad occuparci delle possibili future trivellazioni che naturalmente avrebbero aggravato la subsidenza, questo abbassamento del suolo. Però, come hai visto, sono tante le cause di questo fenomeno e sono tanti i danni che questo fenomeno può provocare. Cioè il suolo si abbassa? Cioè si verifica questa subsidenza perché c'è il mare che risale? Diciamo che il mare risale sia per l'abbassamento del suolo sia anche per la minor portata dei fiumi, come in questo periodo quando i fiumi portano meno acqua è più difficile all'acqua dolce impedire al cuneo salino di penetrare.